Cari amici, ben ritrovati e benvenuti a Radio Chef. Oggi è il momento di un'altra puntata, ma ci vestiamo anche dei colori dell'autunno, una stagione veramente ricca da gustare molto e anche per ritrovare il piacere della convivialità. Beh, qui in regione, nel nostro Friuli Venezia Giulia, c'è molto da vedere e da scoprire. Ecco perché insieme a Maria abbiamo pensato di chiamare questa puntata gli eventi Friuli Venezia Giulia. Beh, insomma, siamo partiti con uno degli eventi più attesi di ottobre, che è la Barcolana. Stavolta dal mare scopriamo anche il resto della regione. Dove ci porti, Maria? Eh sì, dici benissimo, faremo un bel giro della regione, non solo, andremo anche nell'oltreconfine perché nei nostri dintorni ci sono veramente tantissime cose da fare e tante grandi aspettativa come quella che ci sta presentando l'autunno quest'anno, che si fa attendere un pochino, dobbiamo dire, ma dicono che dalla prossima settimana forse ci entriamo davvero, Barbara. Non è che ci abbiamo fretta, No, io sto bene no, così, si sta sinceramente. benissimo, però sai, siamo in quella via di mezzo, secondo me, che sai che è autunno, ma non è autunno e quindi non si sa bene Sì, dove diciamo sia. che sembra un po' estate, però un po' più umide, le Sì, giornate infatti. ovviamente si sono accorciate, però oggi stavo proprio pensando su questa scia, no? Dei Ci tutti i lamentiamo nostri sempre comunque se non punti c'è, non meteo c'è. che ci dicono che arriverà forse la prossima settimana. Sto pensando, ma e dove ho messo le cose Esatto. più pesanti? No, Non so se anche voi avete sentiamo. questo dubbio. Si stava così bene, no? Con le cose estive facili, veloci e leggere, e vabbè. Però troviamo i lati positivi. Che cosa possiamo vivere qui in Friuli Venezia Giulia? Se non sbaglio ci porti a Pordenone. Direi di partire proprio da lì. Ed eccoci, siamo insieme a Gabriele Giuga per raccontarvi di questa nuova edizione di Pordenone Art and Food 2023, che diventa il Festival della qualità del Friuli occidentale per sperimentare che buono è meglio. Gabriele Giuga, curatore anche di questa nuova edizione che è pronta a prendere il via proprio domani, venerdì 13 ottobre, per accompagnarci fino a domenica 15 ottobre, ci racconti un po' il programma. Intanto partiamo da cos'è Pordenone Art and Food e come è arrivato anche a questa nuova edizione. Ti diamo il buongiorno qui a Radio Chef. Buongiorno, buongiorno. Beh, avete detto bene, il Festival della qualità del Friuli occidentale, un'area, quella che si trova fra una riva del tagliamento e il confine con il Veneto, che si è dimostrata in questi ultimi anni estremamente dinamica, molto interessante, non soltanto per le grandi produzioni, ma anche per una presenza di piccoli produttori molto interessanti, curiosi, giovani, insomma, e quindi è un terreno, un'area che ha molto, molto da dire. Il festival quindi raccoglie un po' delle esperienze che ci sono in quest'area e cerca di creare delle relazioni con la gente, con il consumatore. Quindi diciamo che il punto fondamentale di Pordenone Art and Food è quella di creare delle relazioni fra chi consuma e chi produce. Poi detto questo, il festival si sviluppa su tre filoni principali: quello della pasticceria, perché nella destra tagliamento abbiamo alcuni campioni mondiali della pasticceria che sono davvero, davvero molto importanti. Poi quello della cucina, la cucina quest'anno declinata non soltanto per, chiamiamoli così, gli onnivori, ma anche con una versione vegetale, esclusivamente vegetale, e poi quella del vino. Il vino, sì, c'è l'area del DOC Friuli, che è una delle aree più estese della regione, ma insomma ci sono anche tante altre realtà in questa zona che sono davvero molto curiose. Quindi questi sono i tre punti principali, però insieme a questo poi ci sono una serie di altre iniziative, come per esempio i lavoratori di pasticceria per bambini, di cioccolateria per bambini, insomma l'arte poi, che avrà un posto importante anche in questa edizione. Sempre molto amati anche i vostri laboratori, e poi ci saranno anche degli ospiti, anzi delle ospiti speciali. Si parte già domani con l'inaugurazione. Sì, abbiamo come madrina dell'edizione 2023 Roberta Capua, che ha una passione per la cucina ormai insomma abbastanza conosciuta per la sua partecipazione a Masterchef Celebrity, ma insomma anche per altre cose. Insomma, diciamo che il cibo accomuna un po' tutte le persone. E Roberta Capua è sicuramente un'espressione anche di un'eleganza e di uno spessore che cerchiamo di mantenere anche nel nostro festival, quindi è un testimonial davvero di eccezione. Siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito. Sabato avremo un'altra ospite che per noi è un momento di orgoglio, un motivo di orgoglio, che è Angela Raffanelli, la conduttrice di Linea Verde. Lei sarà impegnata, la porteremo un po' in città a Pordenone per conoscere, vedere un poco alcune delle particolarità della città di Pordenone, ma anche per partecipare a un evento che è organizzato dalla Coldiretti a Palazzo Mantica,
un evento che insomma raccoglie un po' i prodotti del contadino, quindi dell'orto di casa, e quindi questa è una cosa che diciamo, ovviamente troverà la sua disponibilità, ma anche il suo curioso interesse, perché devo dire che il Friuli è conosciuto, ma forse questa parte del Friuli della destra tagliamento, il Friuli occidentale, è un po' meno noto fuori dai nostri confini, quindi è un'occasione anche per conoscere meglio i prodotti e cosa si fa in quest'area della nostra regione. Il bello anche di parlarne. Poi domenica ci si addentrerà anche proprio nel mondo dello slow food, dato che parlavi di territorio. Esatto, noi abbiamo 4 convegni, perché parlare di cibo non significa soltanto degustare, mangiare, assaggiare, provare, ma significa anche una riflessione a tutto tondo sulle varie problematiche del food che ci sono intorno al cibo, e noi abbiamo aperto già dalla prima edizione una finestra sugli aspetti, sulle relazioni fra cibo e salute. Quest'anno quindi abbiamo 4 convegni, 2 sabato e 2 domenica. Il convegno di Slow Food è sui prodotti di prossimità, ovviamente, su che cosa si coltiva e cosa si produce vicino a casa, come utilizzare questi prodotti. Perché il tema della nostra manifestazione, che è un po' provocatorio, buono e meglio, è certo che buono è meglio, ma sapere che cos'è buono non è sempre così facile, insomma, perché è buono da quale punto di vista? È buono al palato, ma magari non è buono per la salute, insomma, sono vari aspetti che verranno appunto trattati in maniera più approfondita nei 4 convegni che organizziamo. Dici benissimo, Gabriele, proprio mi piace anche il vostro slogan, offrire il tempo giusto per fermarsi ad assaporare. Questo è un po' quello che cerchiamo di portare avanti anche noi a Radio Chef, quindi ci uniamo benissimo. E poi volevo chiudere anche parlando della terra transfrontaliera, che sarà anche protagonista durante questi giorni. Infatti noi abbiamo avviato già dall'anno scorso delle relazioni importanti con i paesi limitrofi, l'Austria, la Slovenia e quest'anno anche la Croazia, perché hanno delle manifestazioni che sono simili alla nostra, e quindi vorremmo creare un circolo virtuoso che colleghi queste zone, che poi in realtà consumano e producono più o meno le stesse cose, cioè ci sono dei prodotti che valicano i confini politici, diciamo così. Allora abbiamo già iniziato con un evento a Klagenfurt all'inizio di settembre, ne saremo ospiti a novembre nel Chocolate Festival di Opatija a Battija, e gli organizzatori dell'ente turismo del Quarnero croato saranno nostri ospiti sabato, nella giornata di sabato, per i laboratori di pasticceria. Avremo ospiti anche 2 giornalisti stranieri, che sono un belga e un polacco, perché intendiamo portare il modello Pordenone anche al di fuori dei confini e far conoscere qual è questa realtà e qual è il dinamismo di questa realtà. Un bellissimo appuntamento, come avete potuto capire. Io vi invito ad andare anche sul sito pordenonewithlove.it, poi ci sono tutte le pagine social di Pordenone Art and Food per non perdervi queste 3 giornate all'insegna proprio del gusto, del buono, della golosità, anche con tantissime masterclass. E ringrazio anche Promoturismo FVG per averci fatto conoscere e addentrare nel programma. Anche sul loro sito dedicato proprio al Friuli Venezia Giulia e ai luoghi migliori da non perdere trovate tutte le informazioni anche per vivere questo autunno al meglio, quindi non perdete anche Pordenone Art and Food. Ma parlavamo di autunno, delle bontà dell'autunno e di cosa fare. Sicuramente mettere le mani in pasta e cucinare anche per chi amiamo può essere un'ottima occasione per sfruttare i migliori ingredienti che la terra, che l'autunno ci offre, e che ci offre anche in questa ricetta Nicola Saito di Gorizia, che ha chiamato la sua focaccia autunno. Per preparare questa ricetta dovrete preriscaldare il forno a 220 gradi, stendete per la pasta per la pizza focaccia. Potete realizzarla a casa, trovate anche la ricetta sul nostro sito radio.0.it, oppure trovate anche delle buone basi per pizza o focaccia già pronte. La stendete quindi sulla vostra teglia, fate dei piccoli buchi con le dita, quindi già immergete le mani nell'impasto, e cospargete con del sale grosso e del rosmarino e un filo d'olio d'oliva. Potete provare anche a fare l'emulsione, cioè metà olio extravergine di oliva, metà acqua, frullate tutto insieme e vi viene questa
diciamo per fare la crosticina più croccante per la vostra focaccia, l'andate a stendere direttamente sopra con le mani. Fate cuocere per circa 20-30 minuti. Nel frattempo, in una padella antiaderente fate soffriggere in olio d'oliva uno spicchio d'aglio, aggiungete dei funghi champignon tagliati a fettine oppure dei funghi freschi, li fate stufare e aggiungete del sale e del prezzemolo a piacere. In un contenitore poi mettete dei pistacchi sgusciati, li frullate con olio d'oliva fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo, tritate delle noci sgusciate e una volta cotta la focaccia la tagliate a metà, la cospargete con il composto di pistacchio, del prosciutto crudo o della bresaola a piacere, prezzemolo, funghi e per finire le noci tritate. La vostra focaccia autunno veramente ricchissima ma super golosa e pronta. Ingredienti tutti buoni, Barbara, direi. Mamma mia, direi di sì, la preparerei subito. Anche perché è un pasto molto facile da portare ad esempio a scuola, no? Per i ragazzi, eppure ci sono tutti i sapori della stagione autunnale che direi di sì. Si sta bene o male affacciando, perché al di là delle temperature comunque già il tipo di giornate che si accorciano, la luce diversa ci ricorda che siamo in ottobre, che poi è un mese insomma dove può effettivamente capitare che faccia caldo. Non a caso c'è la famosa estate di San Martino, no? Che è l'11 di novembre, per cui alla fine può capitare. Noi non disegniamo le maniche corte comunque, anche se non sembriamo molto seri nei riguardi dei mutamenti climatici, però insomma. Invece io vive il momento. Esatto, ti porto in un altro bellissimo posto, dove? Cara Maria, che è qui vicino in Istria. Il paesino si chiama Antignana, è un po' all'interno, diciamo, dell'Istria, però è uno di quei bei paesini caratteristici con le case di pietra, molto belli da scoprire. Tutta quella zona poi in questo periodo è veramente affascinante perché comincia a ricoprirsi di colori dell'autunno, il fascino del foliage, e attraverso questo potete anche poi degustare il più buon prosciutto istriano. Tutto questo è la 15ª edizione della Fiera internazionale del prosciutto di Antignana dal 13 al 15 ottobre. Potrete assaggiare proprio qui i migliori prosciutti della Croazia e dell'Europa. Stavo pensando di dare qui vicino a me, cioè devi sapere, l'amaro e il fieno di Sappada, no? Che era nelle nostre puntate. Io pensavo che forse per la tosse mi potrebbe aiutare. Comunque vi aspettano anche tante prelibatezze locali, un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Inoltre l'evento sarà sempre caratterizzato da questi prosciutti di altissima qualità che io non so se tu conosci i prosciutti istriani, ma sono veramente eccezionali e arrivano da diversi paesi del mondo e hanno anche ci saranno tanti contenuti collaterali e musica con i migliori interpreti. Beh, un bellissimo appuntamento, direi, anche perché so che ogni anno viene visitato da più di 20.000 persone, quindi è un posto veramente unico in cui si possono degustare questi prosciutti provenienti, come dicevi, da diversi climi, da diversi paesi, tutti di altissima qualità, quindi anche assaggiarli proprio nella loro semplicità, perché diciamolo, il modo migliore per assaggiare il prosciutto crudo buono è proprio nella sua fetta, quella sottile, magari appoggiata su un grissino, oppure così proprio al naturale. Poi come dicevi ci sono buoni anche più grossetti, con quelle fette più grezze, sono molto gustosi. Sì, un po' che senti un po' più il gusto così intenso. Ecco, vi consiglio anche di provarli così. Poi ci sarà la musica il 13 ottobre, la band dei Replay, e poi ci sarà ancora Severina con i suoi più grandi successi. Il 14 ottobre Night Express Luca Basi, e ancora il 15 ottobre il re del festival Gustafi vi lascerà insomma con i suoi ritmi, vi lascerà senza fiato perché ovviamente ballerete tutta la sera. Da non dimenticare che anche questi prosciutti di altissima qualità verranno accompagnati dagli ottimi vini istriani. E questo non perdetevelo. Poi vi ricordo anche che sul sito istra.hr trovate tutte le informazioni anche per conoscere la bellissima zona dell'Istria, a godervi ancora questo finale d'estate a 360 gradi senza perdere il gusto. Quindi appuntamento dal 13 al 15 ottobre alla Fiera Internazionale del Prosciutto ad Antignana. Andate a scoprire tutte le informazioni così vi aggiornate benissimo. Intanto noi ci prepariamo subito con le ricette, ma continuiamo a festeggiare perché l'inizio autunno è un momento perfetto, e sicuramente anche con gli amici di Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia che ci accompagna a scoprire i migliori eventi, anche i migliori spiatti, ricette da non perdere nella bellissima Carinzia, insieme a Regional Medienkärtner, agenzia editoriale che proprio pubblica questa rivista e che è pronta a festeggiare un grande anniversario. Sono pronta ad andare a scoprire di più insieme a Nicole Lazzari, lei che si occupa
occupa proprio del mercato italiano, sloveno e croato, sicuramente ci saprà guidare al meglio. Fresca di stampa, quindi il nuovo numero ha tantissime curiosità anche per noi, vero Nicole? Intanto ti do il buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il prossimo numero di Mein Sonntag uscirà domenica e abbiamo motivo di festeggiare. La nostra rivista festeggia quest'anno il suo 10° anniversario e il prossimo numero sarà il 100°. In esso raccontiamo ai nostri lettori come è nata la nostra rivista gourmet, di cui negli anni sono state pubblicate quasi 15 milioni di copie. Troverete tanti ottimi consigli da parte dei nostri clienti di lunga data, consigli su dove andare nella regione Alpe Adria, dove amano fermarsi e di quale vino suggeriscono di provare. La nostra redazione è stata nuovamente in giro per l'Alpe Adria e abbiamo assaggiato il vino di punta Rebula, una varietà locale che è disponibile a Brda e nel Collio del Friuli, durante un grande evento nella pittoresca regione vinicola di Goriška Brda, nel nord-ovest della Slovenia. Abbiamo raccolto anche alcuni consigli per rallentare l'autunno, dal relax in riva al lago, allo yoga in montagna, fino a una gita al romantico villaggio di pescatori in riva al mare. La nostra autrice ospite, Nicole Richter, è stata a Graz e spiega perché questa città è una fantastica meta da non perdere assolutamente. Il 1° ottobre è stata anche la giornata internazionale del caffè e abbiamo scritto una bella storia su come alla gente piace bere il caffè in Austria, in Slovenia e in Italia. E sapevate ad esempio che il consumo annuo pro capite di caffè in Austria è superiore a quello italiano? Da 7,3 a 4,7 kg per persona, e ciò che è ancora più strano è che gli austriaci bevono effettivamente più caffè che acqua o birra ad esempio al giorno. Chi l'avrebbe mai detto? E infine alcuni suggerimenti per alcuni eventi che arriveranno prossimamente. Il 21 ottobre proponiamo il Festival del Cioccolato a Lubiana. Il 23 ottobre e dal 23 ottobre al 5 novembre non perdete la festa del tartufo a Graz, e infine il 26 ottobre ci sarà Slow Food Schmarkelfest a Bad Kleinkirchheim. Non perdetevi tutti i nostri consigli sulla regione Alpe Adria anche sul nostro sito www.meinsontag.at, e Sonntag sempre con 2N. Grazie mille, alla prossima settimana. Grazie alla nostra Nicole Lazzari che ci accompagna sempre con i migliori eventi proprio da non perdere, sono tantissimi, e mi piace questa cosa del caffè anche perché comunque io non che ci credo. Non ci credi? Non ci credo che bevano più caffè dei triestini. Questo lo trovo difficile, sì, devo dire di sì. Forse faremo un sondaggio. sondaggio, faremo un sondaggio. Esatto, sicuramente però su una cosa dibatteremo qui in Friuli Venezia Giulia. Oltre al caffè, naturalmente, parliamo dei vini della nostra regione, che appunto piacciono tanto, ma soprattutto che cambiano a seconda delle zone, dal Coglio fino al Carso triestino, fino appunto al Friuli, Grave del Friuli, e tutti i vari tipi di vino, tutto da conoscere, da assaggiare. Poi si è chiusa la vendemmia da poco, quindi... Esatto, e poi c'è un'occasione unica proprio per scoprire questi vini con vigneti aperti. Infatti i vigneti del Friuli Venezia Giulia sono pronti ad accogliervi grazie alle iniziative anche del Movimento Turismo del Vino, e questo prossimo fine settimana sarà proprio uno di quelli di cui approfittare dell'esperienza all'aria aperta, delle giornate in cantina, scoprire anche appunto il vignaiolo, i concerti e molto molto altro ancora. Il calendario di questo fine settimana prevede diverse cantine aperte, sabato 14 e domenica 15 ottobre, ci sono diverse, tra le quali ricordiamo Elio Vini, Borgo delle Rose, Battista II, Graunar, Villa Vasi, Vini Puntin e molti altri che potete trovare naturalmente sul sito mtvfriulivg.it, per dirlo giusto. Ma tranquilli, se siete impegnati questo fine settimana, ce ne saranno anche i prossimi due, sia il 21 e 22 ottobre che il 28 e il 29, proprio per scoprire quali saranno i vigneti aperti nei prossimi weekend in Friuli Venezia Giulia, e anche assaggiare i vini della nostra regione. Oltretutto l'autunno, insomma, con i suoi colori ci ricorda anche magari la voglia di riproporli in tavola. Domani vi sveleremo come farlo attraverso la spesa. Oggi invece vi suggeriamo anche qualche vino magari più adatto a qualche pasto più ricco, autunnale. Un bel brindisi. Esatto, tra i rossi della nostra regione.
i tipici vini rossi del Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo il Refosco, che è un vino che si abbina anche bene se mangiamo delle caldarroste, ad esempio. Ha un colore che vira dal violaceo al rubino, questo profumo di mora, ma di germoglio di ribes, fresco e piacevole. È un vino che quando è giovane si esprime anche con una certa acidità, e poi più invecchia, più tende ad addolcirsi anche nel passaggio alla botte in legno, ad esempio. E poi un altro vino che ad esempio io amo moltissimo e vi suggerisco anche di assaggiare è lo Schioppettino, uno dei vini rossi friulani più rappresentativo, che è anche declinato nella DOC, denominazione di origine controllata dei Colli Orientali. Un vino dal color violaceo un po' tendente al rubino, al naso potete sentire anche un po' di odore di spezie, immaginerete del pepe nero, e questo ad esempio è dovuto al rotundone che fa parte di questa composizione del vino. È una sostanza che si trova proprio nella buccia e che, pensate, sprigiona durante la fermentazione alcolica questi profumi speziati che si riconoscono proprio nello Schioppettino, questi profumi speziati che pian pianino ci accompagnano anche nell'autunno e nell'inverno. Li ritroviamo proprio in questo vino e si mantengono in bocca tanto da renderlo anche riconoscibile proprio per queste caratteristiche. E poi ovviamente potete puntare al Cabernet Sauvignon, al Cabernet Franc oppure al Merlot, una varietà di origine francese che poi è stata piantata proprio qui in Friuli Venezia Giulia nel secondo dopoguerra, così come nel resto d'Italia, che è molto apprezzata anche da tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Insomma, potete davvero gustarvi l'autunno attraverso questi vini, le loro caratteristiche molto particolari, che ben si abbineranno anche a piatti più ricchi e più intensi che cominceremo a mettere in tavola a mano che ci addentriamo nell'autunno. Bellissimo, e diciamo che danno un bel colore anche alla tavola. E chiuderei, dato che parlavi di piatti belli e ricchi con i prodotti del territorio, a Sutrio, una località magnifica anche del nostro Friuli Venezia Giulia, dove anche questa domenica 15 ottobre, con qualche anticipazione sabato 14 ottobre, c'è Farine di Flor e Formandi, un altro appuntamento per scoprire i piatti tipici del nostro territorio, per scoprire i derivati dalla lavorazione di diverse tipologie di cereali e accompagnati anche dalle birre del territorio artigianali, oppure anche per scoprire appunto i migliori formaggi della nostra regione. Veramente sarà un appuntamento ricchissimo, potete andare sul sito e sulle pagine social della Proloco Sutrio per saperne di più. C'è anche il volantino e troverete tutte le informazioni anche sul nostro sito radio.0.it. Veramente un appuntamento per vivere il nostro territorio a 360 gradi al meglio e con le migliori ricette. È un programma veramente ricchissimo, come sono i nostri prodotti. E quindi direi che abbiamo fatto un bel viaggio oggi in Friuli Venezia Giulia, tra le tante manifestazioni, appuntamenti nell'oltreconfine. Insomma, direi che abbiamo girato un po' tutto, Barbara. E tra i sapori del momento soprattutto, e quindi che dire, godetevi l'autunno. Domani avremo per voi altri preziosi consigli, quindi mi raccomando non mancate, sempre alle 12:30. Sì, ci rivediamo domani a Radio Chef. Seguiteci anche sulle nostre pagine social e su radio.0.